Maledettamente Nord-Est di Michele Angrisiani, che abbiamo qui, e Very Happy People del progetto Zero Più, che ora si presenteranno con i loro veri... Paolo e Alessandro. Allora, mi interessa questi tre lavori in maniere molto diverse, affrontano dal punto di vista, usando il mezzo filmico, insomma, la tematica del Nord-Est, cosa più o meno inedita, insomma, o comunque non facile, e vedremo che riescono benissimo a non cadere negli stereotipi del genere, che ormai esiste un genere Nord-Est, ma è più giornalistico forse come genere. Volevo chiedere appunto a Michele di presentare brevemente il tuo lavoro. Sì, buonasera a tutti. Questo, diciamo, più che altro è un viaggio molto personale nel Nord-Est, nel senso che vuole ripercorrere l'evoluzione socio-storica del territorio, quindi c'è una parte sulle tre grandi fasi, dalla civiltà contadina al miracolo alla crisi attuale, per poi concentrarsi più sulle contraddizioni sul poggio del territorio, quindi dall'immigrazione all'identità, all'ambiente e all'incontro con le culture e soprattutto al lavoro. È un lavoro molto personale, nel senso che ho impiegato 3 anni per farlo, ma proprio perché vedevo, insomma, mi sono fermato per osservare il Nord-Est, come si evolveva, e questo stop effettivamente poi mi ha portato alla fine a fotografarlo per come si stava evolvendo ai miei occhi. Ho iniziato questo lavoro proprio in modo assolutamente spontaneo, perché volevo raccontare questo territorio e ho avuto la fortuna e il piacere di avere Massimo Carlotto nel mio lavoro, che ringrazio, che è qui con noi, che non a caso, insomma, mi è venuto molto spontaneo contattarlo, perché diciamo che è stato l'autore che mi ha molto influenzato e formato come visione su questo territorio, quindi di conseguenza ho chiesto a Massimo se poteva accompagnarci in questo viaggio. E vi preannuncio, insomma, l'intervista con Massimo è di 3 anni fa, e quindi mentre le riprese sono di un arco di 3 anni, quindi vedrete come sono state più che profetiche, possiamo dire così. E, niente, per concludere, c'è una voce narrante e soprattutto c'è l'incontro con una cultura, in particolare quella dell'Est Europa e della Romania, e appunto l'interprete Gianni Vasco, che è anche qui presente con noi stasera, dove oltre, vedrete, a una parte recitata, c'è una parte filmata davanti a una delle tante fabbriche che hanno chiuso per delocalizzare ipocritamente in Romania, e quindi lì viene fuori molto così il retrogusto di questo passaggio, di questo cambiamento. Quindi diciamo che è proprio un viaggio amaro e molto personale. Poi mi hai detto che a una proiezione a Padova la gente sì, andava via perché si sentiva ferita. Sì, abbiamo avuto una proiezione a Padova dove appunto un po' quasi all'inizio del documentario le persone, qualche persona, insomma, si è alzata, se n'è andata abbastanza risentita. Anche in corso d'opera abbiamo avuto qualche problema, nel senso che abbiamo avuto qualche tentativo di qualche ostacolo. Rimanete insomma, così. Invece Very Happy People è più che non è neanche un documentario, magari spiegate voi esattamente qual è il concetto. Per spiegare, anche per introdurre un po' il nostro approccio, noi non siamo dei cineasti, né dei documentaristi tout court, veniamo dall'ambito dell'arte contemporanea. Utilizziamo lo strumento dell'arte come strumento appunto per indagare e per intervenire nello spazio pubblico, e questa è la nostra cifra, diciamo, stilistica. E in questo caso appunto abbiamo svolto questa indagine a partire da un progetto del 2003 che si intitolava Blank, istruzione per la possibilità, all'interno del quale abbiamo creato questa antologia di testi, chiedendo a diversi autori di estrazioni diverse nel Nord-Est di riflettere sul concetto, sul rapporto tra benessere economico e felicità, a partire dalle teorie economiche di Amartya Sen o di Latouche, comunque sulla rivisitazione del PIL come strumento, come indicatore di benessere di un paese. Come, diciamo, seguito abbiamo deciso di usare un altro linguaggio, che è quello del video. Lascio la parola a Paolo, che così introduce allora, quello che vedrete. Quello che presentiamo è una sorta di documentario sperimentale come forma, perché appunto Alessandro ha detto: noi ci interessa l'idea di spazio pubblico, per cui di pubblico come concetto
ampio, pubblico, per noi vuol dire anche territorio, infatti territorio è un'altra parola chiave che diciamo indaghiamo spesso e volentieri nelle... Sono anche gli organizzatori della rassegna del Festival Territorio che abbiamo fatto a Bassano. qualche settimana fa. Sì, il concetto di territorio, appunto, lavoriamo in Italia e all'estero, per cui non solamente il territorio locale, ma ci interessa proprio l'idea di territorio e le sue potenzialità, le sue problematicità. La scelta del documentario è stata quella di, anche noi abbiamo effettivamente, è un video molto personale perché non può non parlare di noi, visto che in questo territorio ci siamo cresciuti, l'abbiamo abitato, ed è stato effettivamente una forma di attraversamento fisico del territorio, nel senso che per alcuni mesi noi abbiamo ripercorso alcune tratte significative, abbiamo visto, sentito, respirato questo territorio e abbiamo tentato di restituirlo con una specie di landscape visivo e sonoro che vedrete proposto. Manca quello olfattivo purtroppo, anche se sarebbe stato interessante riuscire, ne parlavamo prima della zona delle concerie di Arzignano, riuscire a restituire anche solo il disagio che arriva proprio dal vissuto olfattivo di questi posti. Allora, questo documentario si mixa una parte che riguarda interviste fatte a 3 professori che sono stati scelti per la loro caratteristica di interdisciplinarità nella loro disciplina, nel loro studio, e per il loro interesse sul territorio del nord-est, che sono Pierluigi Sacco, Economia della cultura, Gian Giorgio Pasqualotto, Filosofia dell'intercultura, e Francesco Ballerani, che insegna Geografia umana. Nel video c'è anche Sergio Latouche, che gentilmente ci ha concesso l'utilizzo di una sua conferenza sul tema della decrescita felice. Questo viene mixato, come dicevo prima, a 2 interventi, 2 blocchi narrativi che somigliano più a una videopera, diciamo, però abbiamo scelto appunto di collocarli all'interno di questa narrazione, quindi una narrazione più simbolica che vuole riportare, diciamo, appunto questo attraversamento fisico che abbiamo fatto. Mi sembra di aver detto tutto. Poi vabbè, il DVD ha anche un corollario di una sezione extra in cui le interviste originali sono state rimontate, per cui il documentario dura 40 minuti e poi c'è una sezione extra di 80 minuti con le interviste a questi personaggi.